questa sala nasce soprattutto da, forse ecco, la cosa principale sono le esigenze di un quartiere che ha manifestato proprio la necessità e la voglia di trovare un luogo che è innanzitutto un cinema, però anche un luogo di scambio di esperienze, di vissuti, di tante cose. In particolare il Piglieto ha anche la sua natura multietnica, no? Dove anche vede la presenza di diverse comunità, sono bengalesi, rumeni, senegalesi, e sicuramente non si può uscire da assistente dentro. Quindi vogliamo anche che gli spettatori, non solo come spettatori, anche come produttori, come interlocutori veri e propri. Noi speriamo che oltre ad essere un cinema sia anche un luogo che sia un laboratorio, no? Qualcosa dove si possa anche crescere oltre che consumare nei film. Sicuramente ci sarà una sala destinata a far guardare anche i conti, degli aspetti anche commerciali e speriamo anche di qualità, però sarebbe bello anche che le sale più piccole, questo è il nostro tentativo, fossero dedicate al cinema più di ricerca. Questo non significa poi che il cinema di ricerca o più personale non possa incontrare anche il favore e l'attenzione di tutti, però speriamo che non sia un cinema